Novità in vista per la ski area San Martino Passorolle, una tra quelle più panoramiche delle Dolomiti, in grado di garantire una neve perfetta, tante attività e divertimento davvero per tutti. Si tratta della punta meridionale del circuito sciistico Dolomiti Super Ski e con i suoi 60 km di piste comprese fra i 1404 e i 2357 metri offre agli sciatori panorami mozzafiato sulle Dolomitiche Pale. Qui sciare è una favola perché le piste si snodano tutte all'interno del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino e presentano ogni grado di difficoltà con avvincenti tracciati, cambi di pendenza e tratti veloci su pianori, tanto da essere alla portata sia degli sciatori alle prime armi che degli esperti. E la nuova stagione inizia all'insegna di grandi novità. Sono stati ultimati i lavori di potenziamento del sistema di innevamento programmato nel polo sciistico Cescol Verde, garantendo così la possibilità di innevare l'area di competenza in 80-85 ore di freddo. Sull'Alpe Tognola invece è stata allargata la pista baby per creare una nuova area bob e slittini e raddoppiare la zona dedicata agli sciatori principianti. In Tognola i lavori di ampliamento del bacino di accumulo per l'innevamento programmato con l'installazione di nuove condotte e nuovi generatori di neve hanno permesso di innevare anche la parte alta della pista Rododendro e della pista Tognola 1, considerata una nera tra le 12 piste più belle delle Dolomiti. Gli irriducibili dello sci possono provare l'ebbrezza di sciare di notte lungo la pista illuminata del Colverde, aperta nelle serate da giovedì a sabato. Per conoscere in tempo reale la condizione della neve e la situazione delle piste è consigliabile consultare webcam e bollettino sul sito sanmartino.com.